Sono accanto ad una delle 100 opere che sono state omaggiate al comune di Belpasso nel 2014. Sono soprattutto accanto ad un'opera che inneggia la pace. Ecco, è proprio su questa bella parola, pace, noi apriamo ufficialmente la quarta puntata di Aspettando i Penalty Awards. Qui, direttamente da Belpasso, la location che ospiterà l'evento giorno 20 giugno, a partire dalle ore 16, con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio. Siamo proprio accanto ad una delle fontane più rappresentative del comune di Belpasso, questa ridente cittadina alle pendici dell'Etna. Una location straordinaria per questa nuova edizione dei Penalty Awards che saranno di scena giorno 20 giugno proprio qui a Belpasso presso il Teatro Nino Martoglio. Adesso abbiamo modo anche di sentire la voce dell'amministrazione che su tutti ha sposato proprio questo straordinario progetto sportivo. Siamo con il sindaco di Belpasso, la sede di questa nona edizione dei Penalty Awards 2022. Il sindaco Daniele Motta, ben contenti di tornare di nuovo a Belpasso dopo la bellissima esperienza del lontano 2017. Sì, assolutamente, noi siamo felici e onorati di ospitare nuovamente questa manifestazione così importante. La cornice sarà il nostro teatro, che è una parte storica della nostra Belpasso, e ospiteremo con piacere tutti i personaggi famosi del calcio siciliano, ma anche nazionale. Siamo pronti anche ad assistere ad uno spettacolo di contorno alla premiazione. Tutto questo ci fa venire in mente finalmente l'arrivo dell'estate con il divertimento e in questo caso Belpasso so che si sta preparando per una bellissima estate piena di spettacoli ed altro. Eh sì, dopo 2 anni di pandemia e 2 anni di restrizioni, quest'anno spero che sia l'anno buono
per poter far ripartire gli eventi, anche perché la gente ne ha bisogno. C'è stato questo senso di oppressione durato troppo tempo e speriamo che veramente mai si ritorni a quelle diciamo, tragiche immagini che abbiamo visto in passato. Quindi speriamo di rinascere, di ripartire e come simbolo della nostra Belpasso cerchiamo di risorgere migliori dalle nostre ceneri. Il connubio sport e politica è un connubio che deve per forza sempre migliorarsi giorno dopo giorno. Il percorso di Belpasso certamente è attivo, operativo. Sì, sullo sport siamo particolarmente attivi, non solo sul calcio, ma insomma Belpasso è famosa per tanti altri sport, rugby, tennis, pallavolo, pallacanestro, ci sono tante realtà, anche la box, ci sono tante realtà che sono vive e presenti. Purtroppo la politica, non come il passato, può aiutare queste società. Le casse non sono quelle di una volta, ma noi per tutto quello che possiamo fare cerchiamo di dare una mano allo sport e per farlo sviluppare sempre di più nella nostra Belpasso. Quale può essere la migliore cartolina per chi vuole venire a Belpasso e chiaramente anche ad assistere all'evento di giorno 20 giugno? La cartolina personale del sindaco Daniele Motta. Ma Belpasso da parecchio tempo stiamo investendo in cultura. Belpasso abbiamo lanciato il brand Città delle 100 sculture, quindi invito tutti, oltre a venire a seguire i penalty, a visitare la nostra città, a visitare le nostre sculture e siamo in un work in progress per un museo all'aperto. Anche per quest'anno l'evento più importante del calcio dilettantistico ritorna in scena. Sarà la 9ª edizione. Penalty Awards 2022. Ancora una volta protagonista assoluto il mondo del calcio non professionistico. Un grande galà con la premiazione dei migliori della stagione 2021-2022. Penalty Awards 2022 9ª edizione, lunedì 20 giugno alle ore 16 con ingresso gratuito presso il Teatro Nino Martoglio di Belpasso. Per vederlo in TV l'appuntamento è per il 27, 28, 29 giugno alle ore 13 su Telerent 7 Gold, canale 15 del digitale terrestre. Penalty Awards 2022, una produzione esclusiva Play Village. Conduce Ettore Tortorici. Siamo con Fiorella Vadalà, assessore allo sport di Belpasso, colei che ha voluto fortemente ancora una volta i Penalty Awards qui a Belpasso. Dal lontano 2017 adesso ai giorni nostri è passato tanto tempo, anche la stessa manifestazione giustamente si è evoluta negli anni e arrivare oggi a Belpasso è sicuramente sinonimo di certezze. In questo caso il comune di Belpasso ce ne ha date tantissime e in questo caso soprattutto la figura dell'assessore è stata predominante. Come vi state preparando per vivere questa 9ª edizione dell'evento più atteso del calcio dilettantistico siciliano? Ci stiamo preparando in maniera ovviamente entusiasta e soprattutto energica, perché sarà una bellissima serata e soprattutto festeggiare queste celebrità del calcio siciliano, che per noi sarà un onore ricevere nel nostro amatissimo teatro comunale Nino Martoglio. La cosa più bella è che non ci sarà soltanto l'evento sportivo, ma il contorno anche di alcuni premi importanti, dalla stampa al personaggio TV. Insomma, ancora una volta i Penalty Awards vogliono rappresentare un punto fondamentale dello spettacolo. Sì, diciamo che è un'onoreficenza che si dà ai personaggi più importanti che hanno contribuito a rendere questo sport ovviamente quello che è, quello che noi lo dobbiamo, noi lo dobbiamo considerare, perché per esempio mi diceva il professore Calvagno, che è uno storico calciatore del Belpasso, ma non solo del Belpasso, anche di altre squadre, mi ha regalato il suo libro che si chiama Il mio calcio, che ha scritto lui stesso,
adesso, la sua dedica è stata dedicato al calcio che non è più quello di una volta, come quello di una volta, quello che lui ovviamente ha vissuto in prima persona, perché ai tempi il calcio era sicuramente diverso, si viveva per passione, per sacrificio. Il calcio è uno sport che sicuramente viene vissuto in prima persona, però è avallato anche da dei contorni abbastanza remunerativi che possono quindi gratificare il giocatore, la squadra e la società. Per questo poi tutto attorno noi possiamo assolutamente premiare le personalità eccellenti, e quindi grazie a Ettore Tortorici che ci ha dato questa bellissima opportunità di portare a Belpasso questa kermesse. Una kermesse giunta alla sua nona edizione, in abbinamento decisamente con il tuo assessorato, che parla di sport, che non è necessariamente solo calcio. Assolutamente sì, non è solo calcio, spesso io gli do un valore diverso al calcio, perché ricordo benissimo mio fratello Salvo Padalà che mi ha insegnato ad amarlo, soprattutto dopo che non c'è stato più. Quindi per questo io magari ritengo che portare avanti questo sport dal punto di vista della passione e del sentimento, nonché dell'amore che si prova nei confronti della condivisione di una squadra. Poi è chiaro che qui a Belpasso a livello di sport ovviamente c'è una serie di società che ci gratificano con la loro presenza, come il tennis club, il rugby fatto da ragazzi, anche il tennis tavolo, che è una società di ping pong che ci gratifica con i loro tornei, oltre anche una nuova disciplina, ad esempio il Nordic Walking, che si tratta di una camminata esclusivamente all'aria aperta. Quindi non vorrei dimenticare ovviamente la pallavolo e la box, però queste sono delle discipline che sappiamo essere classiche, come anche la pallacanestro. Quindi ringrazio tutte le società che si prodigano per il paese di Belpasso e per i giovani. Un assessorato che si è evoluto anche in quelle che sono le strutture, no? Perché sono necessarie poi alla fine proprio per praticare lo sport. E ancora non ci fermiamo, abbiamo ovviamente accesso a molti finanziamenti, tra cui quello che abbiamo appena finito è stato quello dell'efficientamento energetico del campo sportivo, ma andremo avanti col PNRR che prevederà di sistemare il campo da rugby, e poi ci affideremo anche a sport e periferie. Il mio sogno è sistemare il manto erboso del campo Nuccio Marino prima di andare alle nuove elezioni. Parliamo adesso di quella che è la vera e propria cartolina di Belpasso. Dopo il sindaco tocca a te raccontarci con le tue parole le motivazioni che potrebbero spingere tutti a venire qui a Belpasso. La cartolina di Belpasso è il Belpassese. Io ricordo la Belpassese che grazie proprio a Nuccio Marino ha importato il bellissimo calcio, la disciplina del calcio qui a Belpasso, togliendo molti ragazzi dalla strada e creando una tacca storica qui nel nostro paese. Quindi per questo lo ringraziamo e lo ricordiamo sempre. Tutto questo dal punto di vista sportivo, mentre invece dal punto di vista culturale cosa spingerebbe il visitatore a tornare, oppure chissà venire per la prima volta qui a Belpasso? Per quanto mi riguarda sicuramente la Città delle 100 Sculture, che è un brand organizzato dall'ex sindaco Carlo Caputo che ha lanciato proprio, e noi cerchiamo di rinnovarlo continuamente e continuare questa volontà, perché associare un paese a una sua peculiarità è fondamentale, e la pietra lavica ovviamente ci rimanda non solo a un prodotto locale ma anche alla nostra madre Etna, e quindi perché non visitare Belpasso? Salvo Pappalardo, consigliere comunale, delegato agli eventi di questa prossima estate 2022 di Belpasso, si ritorna un po' a sorridere.
Si riparte nuovamente con gli eventi, quindi riparte Belpasso, ripartono le manifestazioni. Dopo 2 anni difficili a causa della pandemia cerchiamo di ridonare a Belpasso e non solo quella normalità che è mancata. Tra queste abbiamo i Penalty Awards, un evento importantissimo per il calcio e per lo sport in generale. Abbiamo accolto sin da subito la vostra proposta e per noi è un onore ospitare questo evento a Belpasso, nella speranza che non sia un caso singolo ma che diventi una meta ufficiale per questo evento sportivo che premia lo sport siciliano. Tra l'altro il calcio, ma lo sport in genere, chiaramente dà la possibilità di avere una grande visibilità all'interno proprio del tessuto del paese. Sì, abbiamo diverse realtà sportive a Belpasso che non sono solo calcio, però è molto sensibile la città ad avviare soprattutto le piccole generazioni a fare sport a Belpasso, perché sicuramente lo sport forma, come spesso diciamo oggi purtroppo l'unico sport che fanno i ragazzi è lo sport dei pollici, quindi quello dell'elettronica. Invece è importante fare sport realmente e quindi riprendere gli sport che si facevano spesso in strada, oggi non si può fare più, ma nelle strutture adeguate. Ritornando a parlare della prossima estate, un po' di difficoltà chiaramente ci sono state, perché assemblare un programma è sempre molto difficile. Il momento storico sicuramente ci impone delle restrizioni economiche, ma cerchiamo nell'economia stessa di rendere l'estate vivibile e allegra per Belpasso. Belpasso ormai è diventato una meta un po' per tutti e quindi non viene apprezzato l'evento estivo dai belpassesi, ma anche da chi viene da fuori. Vogliamo a questo punto sentire dalla voce del delegato agli eventi Salvo Pappalardo le parole per una bella cartolina su Belpasso. Belpasso, la città delle 100 sculture, è una delle mete ormai più ambite dei paesi etnei e quindi vi invitiamo a venire a Belpasso per poter assistere agli eventi estivi e non solo.
Rientrati dopo lo spazio pubblicitario, siete ancora con Aspettando i Penalty Awards sul canale 15 del digitale terrestre di Telerent 7 Gold. La nostra macchina del tempo adesso ci trasferisce nel 2019 con l'edizione che si è svolta ad Enna. Ci troviamo nello splendido scenario del Teatro Garibaldi di Enna, dove è andato in scena la sesta edizione dei Penalty Award, il calcio in passerella. Qui al centro della Sicilia si è riunita tutta insieme per ritirare i premi, come abbiamo detto, calcio in passerella. E allora un saluto anche agli amici di Rete Oro in Roma. Andiamo a scoprire insieme cosa è successo. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Il grande galà dello sport con la presenza dei più importanti nomi dello sport, dello spettacolo e del giornalismo. Penalty Awards. Soltanto un sogno, ma presto il sogno sarà realtà. Ora crescerà la tua passione, fra mille sfide ti guiderà, credi in te. Penalty Awards 2019, sesta edizione. Presenta Ettore Tortorici. Buonasera a tutti, un applauso per il nostro tenore Antonio Costa. Grazie Antonio per questa bella emozione, per questa bella introduzione dei Penalty Awards. Grazie ancora, complimenti, grazie.
Buonasera e benvenuti a questa sesta edizione dei Penalty Awards in questa bellissima cornice del Teatro Garibaldi di Enna. Siamo doppiamente contenti perché siamo riusciti quest'anno a portare il premio proprio nel cuore della nostra bella Sicilia, in modo che così possiamo agevolare un po' tutti quelli che verranno appunto lontani da Enna. Siamo doppiamente contenti perché il tutto è stato sposato in maniera straordinaria dall'amministrazione comunale di Enna. È chiaro che dietro c'è anche la straordinaria collaborazione dell'AIAC e della Federazione Italiana Gioco Calcio. Sesta edizione naturalmente del meglio del calcio dilettantistico, le nomination riguardanti il campionato di eccellenza, del campionato di promozione e anche naturalmente quello di prima categoria. Per quanto riguarda le due categorie promozione ed eccellenza, come tutti ben sanno, ci sono 6 nomination, ognuno per ruolo: miglior portiere, miglior difensore, miglior centrocampista, miglior attaccante, miglior allenatore e anche miglior dirigente. Mentre per quanto riguarda il campionato di prima categoria, il tutto viene condensato con il miglior giocatore dei 7 gironi, così come per il miglior giocatore e anche il miglior dirigente. Ma io ho voluto onorare la promessa che avevo fatto sia a Tortorici che a Diddio. Per me è un onore venire in questa città perché tra l'altro la storia di Enna è molto importante. Dal punto di vista calcistico mi sembra che forse stiamo alzando un pochettino quella che è l'asticella e quindi mi fa piacere che sto vedendo molta gente, quindi ciò vuol dire che è stato tutto programmato per bene. A questo punto iniziamo subito con le premiazioni speciali e ho il piacere oggi di avere qui al Teatro Garibaldi di Enna un personaggio che conosco da tantissimo tempo. È un premio alla carriera, ma non è soltanto al termine della carriera, è quasi all'inizio veramente di questa sua bellissima carriera, una carriera fatta anche di sport, fatta anche di tantissime responsabilità tecniche e organizzative. Attualmente, pensate un po', è anche il segretario nazionale della FIDAL, un personaggio veramente numero uno. Premio alla carriera 2019 ai Penalty Awards a Fabio Pagliara. Ciao Fabio. Ma dicevo scherzando che quando uno arriva a vedere alla carriera è vicino a quello alla memoria, no? Quindi no, attenti, no? È una grande soddisfazione, poi mi leggo a un rapporto di amicizia con Ettore di tanti anni fa, quando abbiamo iniziato a fare gavetta insieme, lui giornalista, io giovane dirigente, aveva appena smesso di giocare a pallavolo e poi insomma la carriera mi ha portato a fare altro, l'atletica leggera. Una grande soddisfazione ovviamente perché è un riconoscimento, come tutti quelli sono belli, ancora di più quando questi riconoscimenti arrivano nella mia terra, quindi quando arrivano in Sicilia sono particolarmente contento di venire, di tornare giù come gesto d'amore verso la terra che amo e anche perché mi fa piacere che insomma si ricordino di me, che quindi in qualche modo si possa far bene. Convinto fra l'altro che ancora insomma in Sicilia si possa fare moltissimo per lo sport siciliano, siamo una leva di talenti, siamo un luogo bellissimo dove poter fare sport, dove si possono trasformare le città in città dello sport, insomma potremmo essere con non troppo delle eccellenze, quindi quando vengo ho piacere da un lato di lasciare questa testimonianza, dall'altro di spronare un po' l'ambiente per cercare di andare avanti con un pochino più di forza. E adesso ho il piacere di presentare a questa platea del Teatro Garibaldi di Enna una band, ma io non la classificherei neanche band perché sono assolutamente personaggi che vivono la loro musica a 360 gradi e la costruiscono a 360 gradi. Tra l'altro sono siciliani, cantano in siciliano la musica reggae in una maniera unica e sono veramente in questo momento probabilmente gli esponenti migliori della musica reggae fatta in Italia. Ho il piacere di invitare qui sul palco gli Original Sicilian Style. Vi è piaciuta questa cosa? Vi è piaciuta? Vi è piaciuta? So che avete una consolina da sistemarvi, bene. Allora adesso fate attenzione perché questi ragazzi vi lasceranno a bocca aperta perché hanno un riff coinvolgente, originale e poi ci piace perché c'è questo connubio di voci siciliane. Lui che è un siciliano, ma adesso appena lo sentirete cantare direte sicuramente non è possibile che questo è siciliano, e poi accompagnato da questa bellissima realtà femminile che permette di coniugare insieme un sound unico. Original Sicilian Style ai Penalty Awards.
al mare con l'Etna in quest'isola dominata da elmi, siculi e sicani, poi passando dagli storici greci e romani, ostrogoti, arabi, normanni e bizantini. In tanti hanno voluto i suoi confini al centro del Mediterraneo, al centro della storia, e tutti hanno visto le sue ricchezze e la sua gloria. Di averla, poi possederla, o come mille derubarla per rivenderla al più basso offerente. È questo a cui siamo abituati da sempre. In fondo tutto ci va bene, in fondo tutto ci conviene. Quest'isola amata, presa, depredata e da molti inutilmente deprezzata. Chi sta chi tu che sento, che già si fatti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Chi sta chi tu che sento, che già si fatti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Andiamo piano piano, prima ci tranquillizziamo, analizziamo e poi capiamo. E non è vero che non vogliamo fare ma niente, è il caldo che ci rallenta la mentre siamo quelli che sembriamo statici, respiriamo immobili ma staccati dallo stivale, che ci sentiamo liberi, liberi di creare mai di essere inferiori, perché chi si abbassa regala sempre solo cuori, gente che dona fiori, mille colori, gente che dà solo buoni umori, gente che regala generosa positività, uno stare bene tra l'omertosa sicilianità. Chi sta e chi tu che sento, che già si fatti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Chi sta e chi tu che sento, che già si fatti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Chi sta e chi tu che sento, che già si fatti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Chi sta e chi tu che sento, che già si fatti come un vento, mi sposta e dà agli amori eterna gioia. Assessore Dante Ferrari, assessore allo sport al comune di Enna. Una manifestazione questa, il Penalty Award, che arricchisce ancora di più questa splendida città, questo splendido teatro Garibaldi che oggi ha raccolto il calcio siciliano. Ma siamo stati contenti di essere stati scelti alla luce anche della nostra baricentricità. Per la prima volta Enna ospita questo Penalty Award, per noi è stato motivo di grande orgoglio, di grande soddisfazione. Speriamo di essere stati all'altezza della manifestazione, ma avevamo alle spalle un ottimo organizzatore che era il dottor Tortorici, col quale abbiamo sin da subito condiviso l'idea, l'iniziativa, e una presenza così massiccia per noi che ci riempie di gioia, in quanto Enna si è posta all'attenzione del calcio dilettantistico, che è un calcio fortemente formativo, e ripeto che sono grato per la manifestazione che si è svolta quindi ad Enna. Enna al centro della Sicilia, che potrebbe riproporre anche già il prossimo anno nuovamente i penalty. Ma io devo dire che questa è una delle iniziative che ultimamente vede Enna, che ne porta al centro dell'attenzione calcistica e sportiva. L'anno scorso c'è stato il premio della stampa giornalistica regionale, era stata scelta Enna, quest'anno è stata scelta Enna. Enna si pone all'attenzione proprio alla luce della sua facilità, tra l'altro oramai ha consolidato anche il ruolo di istituto accademico universitario, che la proietta a rigore di logica, una prospettiva culturale, anche sportiva, degna della massima attenzione. Abbiamo già consegnato il premio speciale dedicato alla carriera e adesso ho il piacere di presentare il premio dedicato ad un uomo che si è particolarmente distinto nel mondo dello sport. Su tutti, chiaramente un evento che lui organizza ormai da parecchi anni, che è l'Oscar del calcio siciliano, ma con una risonanza nazionale notevole. Tra l'altro è stato anche presidente della delegazione FIGC di Ragusa. Ho il piacere di consegnare tra qualche istante a lui il premio Un uomo dello sport. Lui è Claudio Lamattina. Ciao Claudio, ben trovato. Ben trovato. Noi siamo piccolini rispetto al tuo premio, che è ormai diventato di risonanza nazionale
e ogni anno regala emozioni e valorizza ancora di più il territorio siciliano. Beh, intanto buonasera e grazie per il premio. E ogni realtà che si organizza è importante perché mette i riflettori sul sistema, soprattutto sul calcio dilettantistico, sul calcio di periferia, che è il motore, quello che trascina in effetti l'entusiasmo, perché nei professionisti l'entusiasmo, quando poi ci si arriva, o si perde perché l'esborso di denari è tanto e poi va a finire come Vittoria, che abbiamo toccato il cielo con le mani in G1. Quell'anno noi eravamo la terza realtà siciliana del calcio della Trinacria, e poi i cancelli del comunale si sono chiusi definitivamente. Chiudendo il sogno anche di un'intera provincia. Ma sì, perché Vittoria insieme a Ragusa siamo stati sempre le due realtà che hanno tenuto un po' testa, poi c'è stato anche realtà come Scicli, Comiso, però adesso siamo in piena crisi e soprattutto la mia città questa crisi la sorbisce e soprattutto la accusa nel mondo dello sport. Poi se a questo ci aggiungiamo pure che le amministrazioni sono lontane, diventa ancora più difficile. Sì, diventa ancora più difficile il calcio, perché bisognerebbe rimettere in moto tutte le strutture che ahimè in molte realtà, se sono aperte, sono quasi fatiscenti, e quindi poi se non si trova il dirigente che mette mano al portafoglio pure per adeguare Ho l'impressione che quello però è un calcio che non esiste più, un presidente che tira fuori il proprio portafoglio. Ma sai, io ti posso dire, se a Lentini c'è la Lega Pro e se si gioca a Lentini è perché si è trovato Isole Felici, la fortuna, sì, Isole Felici, di trovare un tifoso che si entusiasma e porta lustro alla propria città e alla propria realtà. Bene, allora io adesso richiamo di nuovo il nostro amico assessore allo sport, perché sarà lui a consegnare il premio Un uomo per lo sport a Claudio Lamattina, l'assessore Dante Ferrari, in rappresentanza del comune. Conosceva Claudio Lamattina? Assessore allo sport del comune di Enna. Lo consegniamo all'assessore e sarà lui stesso in persona a consegnarlo a Claudio Lamattina. Un premio dedicato a un uomo per lo sport, e vi assicuro che Claudio, che conosco da tanto tempo, è veramente un uomo che insomma ha vissuto e continua a vivere per lo sport a 360 gradi, non soltanto dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto dal punto di vista organizzativo. Dobbiamo consegnare anche il dolce famoso per ricordare la realtà siciliana anche al nostro amico, anche se chiaramente sei un siciliano, insomma conosci bene i dolciumi siciliani. Consegniamo anche all'assessore la targa di partecipazione al nostro evento, lo facciamo qui subito, la nostra Federica, grazie assessore, la coinvolgerò ancora comunque, va bene? È importante che ci sia un uomo che a 360 gradi lavora unicamente per lo sport. Grazie. Grazie per l'impegno che lei profonda, per il messaggio che trasmette a tutto il mondo dello sport. Grazie. Io volevo ringraziare lei, la città di Enna, che ha avuto così l'intuizione di accettare la proposta dell'organizzazione ad ospitare questo premio, perché sono belle realtà e quindi è bello farle. Continuate ancora così. Saluto gli amici presenti, il presidente Lopresti su tutto, l'amico Franco Anastasi e tutti gli altri. Sicuramente che nel mondo del calcio ognuno di noi abbiamo dato, possiamo o continueremo a dare. Buon proseguo di serata. Grazie, grazie Claudio. Con il
Presidente della FIGC Sicilia Santino Lopresti. Presidente, un onore anche per lei essere stasera qui a questo passerella del calcio, i Penalty Award 2019 al Teatro Garibaldi di Enna. Io vengo con piacere perché intanto, come hanno detto tutti, ma come ho detto anch'io e confermo, vi è una professionalità da parte di Ettore e poi vi è questo garbo, questo modo, come dire, di affrontare, di porgersi. Questo è importante perché in un mondo come questo, pieno di sospetti e talvolta anche pieno di altre cose, di veleni, bene, un modo non avvelenato, un modo così sereno fa onore a tutti. Dopodiché voglio dire che questo è un momento importante in cui tu incontri tanti attori che durante la stagione hai sentito, talvolta ecco alcuni allenatori, alcuni giocatori, alcuni presidenti li ho sentito per telefono, ma qui ho l'occasione, perché giusto non posso conoscere tutti, di conoscerli, di incontrarli, anche modo di scambiare, di capire come il calcio dilettantistico è, ma dove dovrebbe andare, capire alcune cose, perché da una battuta, anche da una parola, capisci che bisogna correggere parte del sistema, non c'è bisogno di fare le grandi discussioni o di avere grandi idee, talvolta una piccola cosa, e questo è estremamente importante perché ci aiuta a migliorare, perché oltretutto quello che mi interessa è che la domenica si giochi e che lo spettacolo rimanga tale e non rimanga invece violenza, perché io penso che finita la partita tutti dobbiamo calmare gli animi, perché dobbiamo ritornare a casa e non dobbiamo, come dire, mettere in pericolo, talvolta non dobbiamo mettere in pericolo, non dico la vita, però mettiamo in pericolo anche alcune persone si mettono in pericolo, e non è giusto, perché i familiari, ecco, ci aspettano, e quindi alcuni genitori poi si allontana la maggioranza dal calcio, e questo non va bene, mentre noi vorremmo che la domenica, ecco, diventasse uno spettacolo e deve restare uno spettacolo. Quale emozione tanto essere oggi qui in Sicilia al Teatro Garibaldi per ricevere questa premiazione? Beh, innanzitutto un grande piacere, un grande onore per me, per tutta la nostra redazione, essere rappresentati questa sera in questo premio molto importante che insomma anche a noi a Roma ormai lo conosciamo, grazie anche alla visita del dottor Ettore Tortorici, quindi sull'invito innanzitutto, ma soprattutto perché è un'esperienza nuova e chissà, magari un domani tra le due emittenti ci può nascere qualcosa di importante. Questa sera grande calcio in vetrina, tutta la Sicilia praticamente racchiusa nel Teatro Garibaldi di Enna, sicuramente un evento davvero interessante, importante. Un evento straordinario perché veramente le capacità, soprattutto di Tortorici e anche il suo staff, dà modo di riunire il calcio più importante della regione, ma soprattutto anche noi siamo a disposizione per far rivedere anche queste immagini della manifestazione sulla nostra emittente, e quindi è un pubblico diverso, ma anche lì diciamo sicuramente c'è al cuore diciamo tutto quello che di bello si organizza nella stupenda Sicilia. Volevo proseguire con un altro premio speciale, un premio importante. Abbiamo il piacere di avere qui con noi, e lo invito qui sul palco a ricevere il premio stampa 2019, Raffaele Minichino, direttore di Rete Oro di Roma. Raffaele è un po' un mio personale riferimento. Ciao Raffaele, mettiti da questa parte, prego. Allora, Raffaele, pensate un po', da oltre 35 anni racconta il calcio laziale nel territorio laziale, un po' come facciamo noi da soli 8 anni a Penalty, però lui veramente ha vissuto tante epoche, tanti giovani che sono diventati poi personaggi importanti. A proposito di premi importanti, voglio sottolineare che qui presente è l'ideatore del premio nazionale Beppe Viola, nonché del torneo di calcio giovanile Beppe Viola, che altro non è che il secondo torneo più importante dopo il Viareggio. Insomma, una presentazione così conferma la tua grande voglia di continuare a fare sport. Sicuramente, buonasera a tutti, ma soprattutto naturalmente alla città di Enna e a te. Io l'ho denominato in una mia trasmissione l'ambasciatore del calcio della Sicilia, con tutto il rispetto dei colleghi che ho visto prima, però è nata la nostra amicizia da un anno circa tramite Facebook, poi è stato invitato in una sua visita a Roma in trasmissione e sta nascendo qualcosa veramente di importante. Io confesso, sono 35 anni, effettivamente a Roma potrebbe essere tutto più facile,
Però una manifestazione così bella, così ben organizzata, ma soprattutto dà lustro al calcio dei dilettanti, che sta nel mio cuore, non esiste. Quindi io penso che con Ettore Tortorici faremo qualcosa in più, ma soprattutto un passaggio, in questo caso, di idea proprio di questa manifestazione dei dilettanti, perché premiare come fai te e come tutta naturalmente anche in questo caso l'assessore allo sport della città di Enna, è importante dare un riconoscimento a tanti ragazzi, dirigenti, allenatori, che naturalmente si sacrificano, e veramente non solo dal punto di vista economico, ma anche le ore della loro vita, che sottraggono soprattutto il tempo alle loro famiglie per la crescita del mondo dei dilettanti. Quindi è qualcosa, lui ha insistito a portarmi qui, tra l'altro bellissima la città di Enna, ma soprattutto la Sicilia, e quindi per me è un onore di essere presente. Tra l'altro Lopresti, che spesso ci incontriamo a Roma, bisogna dire che oggi è stata una lezione, per quanto mi riguarda, per dare una nuova linfa e un nuovo mezzo per creare qualcosa di nuovo, quindi da apprendere veramente tutto quello che avete fatto in questa manifestazione. Guarda, hai parlato di Santino Lopresti ed invito il presidente della FIGC proprio qui sul palco, perché sarà lui a consegnare il premio stampa 2019 a Raffaele Minichino. Buonasera Presidente. Consegniamo e così poi parleremo con il Presidente. Premio stampa 2019 a Raffaele Minichino, direttore di Rete in Oro. Rete in Oro. Abbiamo anche un ricordo della nostra bella Sicilia. Sesta edizione Penalty Award, Ettore, il gioiellino davvero eccezionale dei premi sportivi, oggi qui in Enna, centro della Sicilia, che racchiude un po' tutto il calcio che si è svolto quest'anno. Assolutamente sì, Enna è diventata a questo punto il fulcro del calcio dilettantistico, logisticamente raggiungibile da qualsiasi parte della Sicilia, ed un premio regionale così come è arrivato ormai dopo qualche anno ad Enna ci fa piacere, perché finalmente abbiamo modo di accompagnare il calcio dilettantistico anche logisticamente in una maniera molto più semplice, e siamo doppiamente felici perché oggi in questa sesta edizione sono venuti veramente tutti, e quando hai tanto pubblico vuol dire che il percorso che hai intrapreso 6 anni fa era quello giusto. Pubblico tra virgolette, per dire, perché qui c'era la crema del calcio siciliano, dal presidente della FIGC Santino Lopresti ai tutti i dirigenti, quindi racchiudere un lavoro del genere alle spalle ci vuole tanto lavoro, tanto sacrificio. Tantissimo sacrificio, perché appunto metterli insieme tutti in una volta in un solo evento non è mai facile, però tutti hanno risposto positivamente, quindi sono doppiamente contento, così come sono doppiamente contento che all'interno della manifestazione abbiamo inserito i 4 premi speciali con 4 grossi nomi, personaggi nazionali che hanno dato ulteriore risonanza al premio stesso. Voglio ricordare la presenza di Fabio Pagliara, voglio ricordare la presenza di Claudio Lamattina, di Raffaele Minichino, che mi ha onorato appunto della sua presenza proprio qui da Roma, e poi naturalmente anche quella di Ruggero Sardo. Insomma, tutti hanno risposto sì alla mia richiesta di presenziare un evento di questo genere. Siamo sulla strada giusta, non ci dobbiamo cullare e dobbiamo già pensare alla prossima stagione sia di Penalty che dei Penalty Awards. A proposito della prossima stagione, si parlava di un probabile bis qui a Enna, perché visto che è il centro della Sicilia e racchiude tutto, si potrebbe rifare, visto che il teatro lo permette. Guarda, io quando ho visto questo teatro Garibaldi sono impazzito, ho detto questa è la location più bella che poteva avere un premio di questo genere, pertanto abbiamo già parlato con l'assessore allo sport Dante Ferrari, ci ha detto che gli piacerebbe continuare questo percorso intrapreso già da quest'anno. Se sono rose fioriranno, ma credo che sono rose e pertanto fioriranno. Io sono stato subito colpito dallo stile, dal suo garbo, alla sua discrezione, che oggi che ne vengono affiancate alla sua competenza e alla sua professionalità. Quindi per noi è stato un onore che lei ci abbia voluto quindi pensare, e spero che la città si sia messa a disposizione di tutti coloro che sono venuti oggi ad Enna. Grazie ancora. Assolutamente, grazie ancora. Perfetto, li terrò con enorme piacere.
Grazie Assessore, a presto allora. Grazie a tutti, arrivederci da Ettore Tortorici, grazie. È stata certamente una delle edizioni più belle, più indimenticabili. Era quella del 2019 che si svolse ad Enna presso il Teatro Garibaldi. Chiudiamo qui la puntata odierna, vi diamo appuntamento a domani come al solito alle 13 sul canale 15 del digitale terrestre di Telerente 7 Gold. Domani puntata quasi conclusiva perché ormai ci avviciniamo sempre di più alla data fatidica del 20 giugno, la data della finale dei Penalty Awards 2022.
nona edizione dei Penalty Awards, la passerella più importante del calcio dilettantistico siciliano. Vi aspetto!